Ciao, benvenuto. Per quest'oggi abbiamo in programma un giro un po' diverso dal solito. Stiamo a quote un po' più basse e siamo, diciamo, nei luoghi della Grande Guerra. Siamo in Valdogna, all'inizio della Valdogna, e saliremo sulla prima cima della lunga dorsale che divide la Valdogna dalla Valcanale e Canal del Ferro. Saliremo sul Klapforat. Siamo appena partiti da una frazione di Dogna, una piccola frazione, e abbiamo preso una vecchia mulattiera di guerra che ci porterà in quota fino a circa 1500 metri su questa cima. Questa era zona, non era proprio il fronte era un po' più verso, diciamo, nord-est, però già qui iniziavano le fortificazioni. Quindi, come ti dicevo, prima parte su mulattiera, poi dovrebbe trasformarsi in sentiero e alla fine compiremo un giro ad anello su un vecchio percorso, una traccia segnata nera sulle cartine tabacco, ma insomma, facendo un paio di ricerche dovrebbe essere transitabile senza problemi, e quindi chiuderemo questo giro ad anello. Adesso partiamo, faremo un bel po' di dislivello, partiamo circa 700, un po' di meno, 680 metri circa, dobbiamo arrivare a 1500. Speriamo di non fare troppi saliscendi. A dopo. In circa 2 ore siamo arrivati. Questa è la cima del Klapforat. Anche a dire la verità, la cima è lì, ma è boscosa e ci sono un po' di alberi e non c'è niente, non c'è né una croce, non c'è nulla. Come ti dicevo, siamo saliti per questa mulattiera, a tratti è ancora presente, poi in altri punti diventa un sentiero. Non è difficile, però ci sono alcuni punti in cui bisogna stare un po' attenti. Adesso siamo per l'appunto qua, insomma, sulla cima. Questa è una selletta. Adesso riscendiamo nel bosco, c'è un po' di ghiaccio, bisognerà stare attenti, e riscendiamo verso questo borghetto che si chiama Minchigos. Arrivati lì prenderemo un'altra mulattiera, una vecchia strada che collegava il borgo di Pupins, dove eravamo, a questo borgo di Minchigos. Adesso ci siamo fermati, abbiamo mangiato e ripartiamo.
Siamo tornati a Borgo Pupins, abbiamo concluso il giro ad anello e siamo stati anche adesso un paio di ore, siamo partiti a mezzogiorno e mezzo, adesso sono le 3, con calma, un paio di ore per tornare indietro. Alla fine, da un punto di vista diciamo storico, non è stato un granché, al di là della mulattiera non abbiamo trovato altro, c'era qualche rudere, qualche base, probabilmente c'era qualche vecchia baracca, però né trincee né altre fortificazioni. Dovevamo intercettare un sentiero che ci avrebbe portato a una cannoniera, ma non l'abbiamo trovato, abbiamo girato un po' nel bosco, però dopo comunque sì, adesso sono le 3, c'è ancora un'ora di luce, non potevamo perdere troppo tempo, quindi non abbiamo insistito più di tanto, peccato. Come ti dicevo, il giro non è un granché dal punto di vista storico, comunque è interessante, è un giro di diciamo medio-bassa quota, si parte da circa 700 metri, si arriva a 1500, quindi si cammina molto nel bosco, però si aprono dei begli scorci sia sul Montasio, su Zug d'Albor, se no sulla vallata sotto di Dogna. Poi si arriva in cima, c'è un po' di panorama, non è male, poi si gira. Dietro, attenzione, abbiamo trovato un po' di ghiaccio, probabilmente questo è un giro un po' più per la fine inverno, magari metà primavera, così, prima che la vegetazione riparta. Poi siamo scesi verso Mincigos, un altro piccolo borgo, e da lì abbiamo preso una traccia nera. Prima abbiamo seguito il 602, poi il 602A, da Mincigos poi abbiamo preso una traccia nera che non è segnata, cioè è segnata come traccia nera sulle tabacco, e quella lì si arriva, è tenuto abbastanza bene, c'è un punto in cui è franato, quindi bisogna fare una deviazione, ma insomma se si guarda si trova, e non ha grosse difficoltà, bisogna stare un attimo attenti, un po' attenti su tutto il percorso. Diciamo che è adatto a non proprio escursionisti alle prime armi, ci sono un paio di passaggi su materiale un po' franoso, c'è un po' di esposizione, quindi non ha particolari difficoltà, ma non è nemmeno semplicissimo. Comunque ti lascio sotto la traccia GPS e magari se scrivo una redazione ti lascio il link anche per quella. Adesso siamo alla macchina, torniamo giù, una birretta come al solito ce la meritiamo, quindi io ti saluto, ti ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao, a presto!